Ennesima sberla per Agrigento, Cenerentola delle capitali della cultura italiane, e arriva dritta dritta dall'Aquila che oggi, tramite una diretta su Rai 3, ha mostrato all'intera Italia una cerimonia di apertura del suo anno da reginetta del bel paese con una sontuosa presentazione, mostrando una chiara vision e un'idea basata proprio sulla rinascita della città con ospiti di qualità e conduttori all'altezza della situazione. Lo hanno sottolineato a chiare lettere. La cultura serve a valorizzare il capitale umano e la crescita del territorio, qualcosa che anche in passato ha detto il maestro Riccardo Muti. La cultura non esiste, ha affermato, per fare profitto, ma per educare. E qui tutto questo non si è capito. L'Aquila ha voluto non a caso inserire nella cerimonia la canzone di Franco Battiato, La cura, con quel ti proteggerò e avrò cura di te, cosa che non hanno fatto coloro che si sono con protervia appollaiati sulle poltrone apicali che dovevano gestire l'evento, ridotto ad un mercato senza una programmazione né un contenuto nel quale l'improvvisazione l'ha fatta da padrona. Con amarezza chiudiamo e stendiamo un velo pietoso, augurando il meglio all'Aquila, nell'attesa che al posto di investire 50.000 euro per utilizzare artifici e sofismi per dimostrare che è stato un grande successo, gli autori del disastro abbiano un momento di dignitosa riflessione e ammettano la loro incapacità. Forse recupererebbero qualche voto per le imminenti elezioni.